Buonasera, buonasera, benvenuti al secondo dibattito di questa giornata inaugurale di Vicino Lontano. Afghanistan e calò il silenzio è il titolo di questo confronto che abbiamo fortemente voluto proprio per riaccendere una luce. E ringraziamo i 3 importanti testimoni che sono qui questa sera con noi, a partire seduto al centro da Alberto Cairo, in Afghanistan dal 1990, ha visto passare durante la sua attività in Afghanistan 5 diversi regimi, ha lavorato e lavora per la ONG 9, ONLUS, ONG italiana, e per il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Come fisioterapista lavora proprio anche per l'inclusione sociale delle vittime di guerra. Con noi anche Fabrizio Foschini, dottore di ricerca in storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Asia, esperto in modo particolare di Afghanistan, dove ha condotto diversi progetti di ricerca. È interprete anche di lingua dari e farsi per i richiedenti asilo qui in Friuli Venezia Giulia. E è delegato a Vicino Lontano per aver tradotto i diari dal carcere di Sepideh Golian, che è il nostro festival insieme alle librerie in comune e al comitato Udine per Nudeme, con il patrocinio di Amnesty International, ha tradotto 2 anni fa. Tra l'altro venerdì 19 la pubblicazione verrà presentata al Salone di Torino. E con noi anche, lo conoscete, Valerio Pellizzari, l'ho detto più volte, Vicino Lontano deve tantissimo a Valerio Pellizzari, non c'è appuntamento importante che non abbia avuto la sua consulenza e il suo aiuto, e gliene siamo molto grati. Grande giornalista di guerra, autore di scoop mondiali, ha seguito per oltre 40 anni gli avvenimenti che hanno sconvolto l'Europa dell'Est, il Maghreb, il Medio Oriente, l'Asia centrale e l'Estremo Oriente. Con Ettore Mo, molti anni fa, ha scritto un libro memorabile, Kabul Kabul, è sempre dedicato all'Afghanistan e in battaglia quando l'uva è matura. È uno dei membri fondatori del Premio Terzani e della giuria del Premio Terzani. A lui lascio la parola per condurre questo dibattito. Grazie. Buonasera. Voglio parlare di una grande città che voi non troverete sulle mappe dell'Afghanistan. È una città che ha, grosso modo, 250.000 abitanti, sparsi un po' in giro, ma simbolicamente formano un'unica città. Sono tutte vittime, questi abitanti, delle mine e di armi da guerra inesplose lasciate dai vari eserciti nelle strade e nei campi e nelle vallate di quel paese. E chi le ha messe assieme? La persona che sta di fianco a me, che ha una storia veramente incredibile da un lato, ma anche assolutamente, come dire, di alto valore, benché il protagonista non ami la notorietà e sia un nome, diciamo, molto meno celebrato di tante celebrità effimere di oggi. Alberto Cairo faceva l'avvocato e prima di diventare avvocato, quando era ragazzino, sognava come i bambini, di fare il cantante, di fare il contadino, di fare il ballerino. Poi diventa avvocato, da quello che più o meno si capisce, da quello che lui racconta, aveva un incarico importante, molto promettente, e a un certo momento passa alla fisioterapia
e approderà un giorno, e ci racconta lui adesso un po' come, e nasce questo lavoro di far camminare chi è rimasto senza gambe e chi ha perso anche le braccia, uomini, donne, bambini, bambine. Quando io l'ho conosciuto praticamente all'inizio di questa sua attività e Kabul era molto diversa, un giorno in questo laboratorio che era abbastanza povero, ma che comunque si sentiva la mano di una, diciamo, cultura, rigore, ordine svizzero, vicino o poco fuori c'era un albero. E lui mi raccontò, adesso dice che non è tanto sicuro che la frase fosse questa, ma io ho memoria buona delle cose buone che incontro in questo mestiere piuttosto strampalato. E la frase era di commiato a questi che lui aveva riportato a muoversi, a poter camminare, lavorare, che diceva: guarda quell'albero, adesso ti puoi arrampicare come qualsiasi donna o come qualsiasi uomo. E con questa breve introduzione vorrei che lui spiegasse perché finì a Kabul, proprio a Kabul. Sono arrivato a Kabul per caso. Io volevo... Allora, mi ha fatto un po' di complimenti, dimenticate quello che ha detto. Ricominciamo da capo. Sì, mi sono laureato in legge, la fisioterapia era sempre stata la mia passione, mi piaceva. E un giorno mi sono chiesto, voglio diventare avvocato, continuare a lavorare come avvocato o fare qualcos'altro. A me piaceva la fisioterapia e viaggiare. Ho detto, perché non mettiamo insieme le due cose? Fisioterapia, quindi potrò viaggiare e andare qua e là. E così ho cominciato. Sono tornato a scuola, eccetera. E poi sono stato, come prima missione all'estero, sono stato in Sudan, nel Sud Sudan, Giuba, dove ho imparato molto. Lavoravo per una ONG italiana che si chiama OVCI, molto molto buona, e veramente imparato molto. Poi dopo l'esperienza è finita, ho cercato di ripartire e ho mandato lettere un po' dappertutto, nessuno mi ha risposto. Mi dicevano no, non ci serve, un fisioterapista non è... Finalmente la Croce Rossa Internazionale mi risponde e io felicissimo faccio il colloquio, mi prendono e mi dicono c'è un posto in Africa, io ero felicissimo, invece 2 settimane prima della partenza mi dicono non è Africa, è Afghanistan. Ti va bene lo stesso? Io ho detto sì, ricordo un particolare, dissi ditemi per favore che clima troverò. La risposta della signorina da Ginevra è stata Kabul è come St. Moritz. Allora, naturalmente alludeva all'altimetria, però io non lo sapevo in quel momento, ho detto oddio, dove vado a finire? E invece poi sono arrivato e è stato duro all'inizio perché io non avevo mai visto un ferito di guerra. Immaginate se, ecco, voi entraste qua, in questo posto, al posto delle sedie ci sono dei letti, 100 letti, e in tutti questi letti ci sono persone senza 1, 2 gambe o senza un braccio, di ogni età, bambini, adulti. È stato molto difficile. Difatti la mia prima impressione è stata non ce la farò mai, però invece con l'aiuto dei miei colleghi ce l'ho fatta e sono andato avanti. Ecco, questo è in breve. Ecco, allora siccome ha detto che la presentazione non era... vi dico io 2 fatti che così chiariscono subito come siamo messi. Lui arriva nel 90. Nel 96 il premio Balzan, che viene dato, insomma è un premio molto importante. Forse la signorina svizzera, se dovesse spiegare cos'è il premio,
magari aggiungerebbe sì, vale 1 milione di franchi svizzeri, cosa che è vera peraltro, e nel 96 in una cerimonia a Roma alla quale ero presente, ma io assistevo e basta, viene il presidente della Croce Rossa da Ginevra così, e danno ad Alberto Cairo per il lavoro che la Croce Rossa ha fatto questo grande riconoscimento che è stato dato a personalità veramente molto significative. Ma questo non basta, perché poche settimane dopo quello che allora si chiamava Herald Tribune e oggi si chiama New York Times International, nella prima pagina, il 27 di dicembre, scrive, racconta la storia, il lavoro di Alberto Cairo. E siccome quell'articolo è scritto da un giornalista molto bravo che starà in mezzo alle guerre, ai disastri e alle tribolazioni del mondo ancora per molti anni e che io anche incontrerò, scrive una cosa essenziale e molto significativa. Scrive Alberto Cairo non è in questo paese per lavorare per gli afghani, ma con gli afghani. E già quell'anno, facendo una media annuale, erano arrivati, direi, a 50.000 circa le persone rimesse in piedi. Bene, questi sono i fatti concreti. Oggi sono 250.000 pressoché, perché poi ogni giorno aumentano quelli che escono da questo centro di riabilitazione, che non è più solo a Kabul, adesso vicino all'università e non dove l'avevo visto io all'inizio degli anni 90, ma anche negli altri centri sparsi nel paese, e che complessivamente fa la popolazione di questa città con tutta gente riabilitata, e nei vari centri lavorano 3 o 4 stranieri, Cairo compreso, e 880 afghani riabilitati, e secondo una politica sempre più rispettosa verso queste persone alle quali è stata data un'occasione di nuova vita, rappresentano i riabilitati praticamente il 95-98%. Quindi questa è la storia di una persona che in Italia conoscono poco, ma che già solo dopo 5 anni di lavoro in un posto sperduto, come dire, maltrattato, nel senso, scandisco le parole divise, trattato male normalmente sui media, aveva fatto e avviato questo risultato. Possiamo fare dei paragoni. Prendiamo il medico congolese che mi pare nel 2018, forse mi sbaglio di un anno, ha vinto il Nobel per la pace, che nella sua vita si è dedicato a riparare i danni fatti con le violenze, con altre brutalità dagli uomini contro di loro nel suo paese. Ecco, siamo a livello di questi personaggi. Adesso volevo sentire Foschini che, diciamo, in altri tempi e con altri scopi è stato in quel paese, come lui si spiega una cosa che, non so, dovrebbe essere molto imbarazzante per il mondo civile. Come mai nell'estate del 2021, esattamente attorno a metà agosto, c'è stata quella emozione straripante dell'Occidente per i poveri afghani che scappavano così, e
in un tempo brevissimo sono arrivati i talebani, subito. Hanno preso il potere senza in realtà fino ad oggi sapere cosa farsene, e questo lo spiegheremo meglio magari più avanti, ma l'Afghanistan non esiste più. Nelle cronache non c'è. E vi dico solo una cosa per mettere dei fatti e non solo. Voglio parlare di due grandi eserciti, quello americano e quello francese. Come tutti gli eserciti stranieri che stavano in Afghanistan in quel periodo, hanno avuto il problema di mettere in salvo gli afghani che avevano collaborato con loro, sia come interpreti che come, diciamo, persone con attività civili ma che aiutavano la macchina bellica a funzionare, e poi con quelli che veramente invece si schieravano con loro in battaglia. Bene, alla fine di gennaio di quest'anno, sempre il New York Times, che qualche collega, come dire, con ironia o, come dire, indispettito dalla potenza di questo giornale, il New York Times il 28 di gennaio scrive in prima pagina: gli afghani che ho addestrato, perché è un berretto verde che racconta la storia prendendo lo spazio che normalmente hanno su quei giornali i premi Nobel oppure i grandi nomi della politica o della strategia o della geopolitica. Gli afghani che ho addestrato oggi combattono per Putin, ingaggiati con un premio iniziale con $1.500 contanti e la nazionalità russa, che probabilmente nessuno di noi sembra così, per nessuno di noi sembra così attraente, ma per uno che vuole scappare da un limbo così cupo e senza prospettive è già una specie di bombola di ossigeno. E più recentemente invece un altro grande giornale francese, Le Monde, in 2 pagine racconta: e abbiamo abbandonato gli afghani che ci avevano aiutato, e non gli afghani qualunque, ma gli afghani dell'intelligence. Quindi questo silenzio veramente, come dire, secondo me, spiega e allo stesso tempo non spiega niente, perché c'era l'interesse o era solo una specie di ricaduta coloniale dei grandi paesi che ancora pensavano che mettendo le mani lì qualcosa si poteva ricavare? Prego. Grazie. Beh, quello che è accaduto nell'estate del 2021 lo abbiamo visto tutti, e proprio perché lo abbiamo visto tutti lo posso qualificare come un grande fenomeno mediatico, e come analista, come ricercatore mi sono sempre o quasi sempre occupato di Afghanistan. Ho uno sguardo più limitato, mi intendo di teorie, strumenti, modalità di comunicazione di massa fino a un certo punto, ma l'enfasi, il pathos con cui venne seguita, lo spazio che testate di ogni tipo dedicarono all'evacuazione di decine di migliaia, più di 100.000 in realtà, di afghani da Kabul nel mese di agosto, era già allora evidente come sottendesse a un futuro silenzio, a una futura sparizione dell'Afghanistan. La sovraesposizione, cui il paese, i suoi abitanti, la tragedia furono sottoposti allora, suonava a me come a altri come un preludio a una futura relegazione dell'Afghanistan lontano dalla luce dei riflettori. La rimozione dell'Afghanistan dall'inconscio collettivo, nel senso quello del pubblico globale, dell'opinione pubblica, in particolare americana. Anche
l'enfasi sull'evacuazione degli afghani buoni, quelli che sono come noi, quelli a cui non deve toccare un futuro di abuso, oscurantismo, repressione, violenza, ma che chiaramente non rappresentano che un 1% della popolazione, o anche meno, tendeva già a separare appunto quelli per cui ancora possiamo fare qualcosa e gli altri afghani destinati a un futuro diverso da quello che era stato il creare le aspettative, il cercare, il dare a intendere di voler ricostruire, voler cooperare alla ricostruzione di un paese, di istituzioni, di una società per 2 decenni. Come è stato possibile? È aperta la discussione. Quello che è il nostro obiettivo stasera è combattere questo silenzio, combattere questa assenza di consapevolezza, di interesse, di spazio per l'Afghanistan. Posso cominciare a parlare di quella che è la situazione in Afghanistan al giorno d'oggi, o quello che è stato a partire dalla caduta della Repubblica e dalla seconda presa di potere dei talebani, che ha seguito quella del 96, durata fino al 2001. Non lo voglio fare appunto in maniera per esteso, mi basterà menzionare 2 di questi aspetti fondamentali. Uno, la perdita, la progressiva erosione drammatica, visibile e che ancora riesce a scuotere l'opinione pubblica internazionale, anche se in maniera intermittente, dei diritti umani e dei diritti fondamentali dell'individuo, e la crisi umanitaria da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista sanitario, alimentare. Sono 2 temi sui quali penso potremmo spendere più di una parola questa sera. Vorrei però tornare a qualcosa che spieghi un po' meglio questo popolo, al quale io personalmente sono molto legato, il che non significa che non veda certe cose che non condivido affatto, altre che definisco orrende, però complessivamente io di questo terzetto sono quello che ha visto l'Afghanistan in uno spazio più lungo, perché feci il primo viaggio preciso non per spinellarmi, ma perché scrivevo il primo libro nel 74, cioè ho visto, come dire, un paese che obiettivamente non esiste più. Kabul era qualche cosa, se volete, quasi di, non dico paradisiaco, ma veramente da cartolina dell'Ottocento, e quindi insomma ho visto tutta un'evoluzione e anzi molti momenti della mia vita sono passati, hanno coinciso con i momenti in cui in quel paese avvenivano dei fatti significativi. Adesso non voglio scendere nei dettagli, ma ci fu un inverno molto pieno di incertezze, comunque, che poi preparò altri disastri, e nell'albergo dove si era costretti ad andare, perché era l'unico dove il telefono, se uno diceva al centralinista Gaffar, che poi credo forse per le frustrazioni dei ritardi telefonici prese la via religiosa e si trasformò in mullah da telefonista, quando si chiedeva la linea per l'Europa diceva 2 giorni, forse 3, ma perché lei, signor Bellizzari? Quello era il paese di quel momento. In quell'inverno, in questo albergo a 5 piani che era stato, ero l'unico cliente per 45 giorni, stanza 131, e il cuoco cucinava una volta alla settimana, poi metteva nel frigo e alla sera diceva può scendere, e accendeva la luce nel salone dopo. Allora, Cairo usa alcuni aggettivi per questo popolo che io vorrei ci spiegasse meglio, e gli aggettivi sono esattamente, perché voglio essere preciso,
li ho scritti, ma adesso... Allora, impulsivi e saggi, generosi e crudeli, violenti e amorevoli. Ecco, è un elenco di pregi e difetti, perché lui poi 30 anni li ha vissuti ininterrottamente e quindi la sua esperienza in numero di giorni è più forte della mia. Beh, sono questi aggettivi che uno è il contrario dell'altro, sono facili da dire, ma è tutto vero. È tutto vero, io vivo con gli afghani da 33 anni ormai e devo dire che ne ho conosciuti molti e queste sono un po' caratteristiche comuni. Io trovo che siano molto simili a noi, mediterranei. Forse per questo vado così d'accordo, c'è stata subito sintonia. Impulsivi sicuramente, per esempio se c'è un incidente stradale, magari due macchine si toccano appena, le macchine si fermano, scendono, cominciano a picchiarsi, poi dopo magari discutono anche, ma la prima reazione è di fare a botte, quindi c'è impulsività, c'è violenza, però poi ti danno il cuore, ti danno... Mi è successo di andare in posti sperduti perché ci avevano segnalato la presenza di molti bambini con la paralisi cerebrale, quello è un altro problema molto grave in Afghanistan. E ricordo che venimmo ospitati da persone e alla sera ci fecero il pollo. Ottimo pollo, io non mangio molto carne, ma il pollo era buono. E scoprimmo che era l'unico pollo che avevano in casa. Cioè proprio ti danno il cuore, quindi c'è questa cosa meravigliosa. Se li sai conquistare, ecco, non li devi mai prendere di petto. Se tu ti batti con loro, li perdi. Devi trovare modo di accostarti, a volte vuoi decidere una cosa, convincili che sono loro a decidere. Ecco, e poi sono generosi da morire, sono ottimi lavoratori, hanno un potenziale di apprendimento, un potenziale lavorativo, proprio riescono ad arrivare con soluzioni sorprendenti. E ti domandi come un popolo con un potenziale così alto sia uno dei popoli che vive nella maniera più miserevole del mondo. Quindi è una cosa che mi fa molto male, mi aiuta molto nel lavoro, perché, come diceva prima Pellizzari, abbiamo 850 persone che lavorano, tutte quante persone, o quasi tutte, persone ex pazienti. Abbiamo adottato questa politica di discriminazione positiva, la chiamiamo, quindi diamo lavoro soltanto a persone con disabilità e ti danno tutto. Cioè, è una cosa meravigliosa vedere come lavorano, è il loro centro di riabilitazione, sono fieri di quello che fanno, lo fanno bene, lo fanno con maestria, hanno imparato e hanno una manualità straordinaria. Quindi, ecco, tutti gli aggettivi possibili e immaginabili si possono dire degli afghani ed è tutto vero, nel bene e nel male, però sono persone come noi, quindi le si vede come degli alieni, no, per niente, siamo tutti uguali in qualche maniera. E vorrei aggiungere una frase scritta da Cairo che secondo me integra questo discorso, questo punto, quando lui dice che, parlando di questo, capita che chiedano aiuto per una cosa molto importante. Ma se tu gli dici di no, perché non puoi, non ti chiedono perché. È veramente la forma, come dire, silenziosa del loro anche orgoglio. Sì, sicuramente sono persone orgogliose, persone che chiedono. Ecco, una cosa strana, per esempio, se io ho bisogno di qualcosa, vado da qualcuno che mi aspetto, mi risponda di sì. Ecco, loro molto spesso arrivano con delle richieste che sono veramente
un po' eccessive, senza diciamo selezionare la persona a cui chiedere. E se uno risponde no, accettano senza nessuna, non si dimostrano offesi. È una cosa che mi ha molto colpito, perché se io vado da qualcuno, proprio perché l'ho scelto come la persona più probabile a dirmi di sì, mi dice no, beh, ci sto malissimo. Forse loro perché non scelgono, proprio perché chiedono, si chiede, si può chiedere, e se uno dice no, accettano con un sorriso e ti invitano a cena. Cioè non è che ci siano, cioè è un rapporto, io ho trovato una grande facilità a rapportarmi con loro, veramente una grande facilità, perché sono persone calde, persone con un cuore, non trovi mai una persona fredda, sì, è molto molto raro. Foschini prima diceva ma quali potrebbero essere le soluzioni? Però prima che accenni magari a una di queste, perché se entriamo nel campo, come dire, della geopolitica o comunque possiamo stare qua per lungo tempo e magari ne affrontiamo un aspetto solo. Ma col silenzio c'entra anche indirettamente così la fissazione di questi talebani di vietare, odiare, non ho capito mai, la musica come anticamera al silenzio dell'Occidente, perché l'Occidente alla fine potrebbe dire ma con questi che non vogliono sentire cose stiamo zitti. Sì, capisco, al silenzio del mondo nei confronti dell'Afghanistan corrisponderebbe un silenzio della nazione afghana, del popolo afghano, ridotto a una sorta di... Ma la musica, ti ringrazio, anzi in realtà tocchi un punto abbastanza personale con questo particolare diritto che viene negato, viene leso dal regime insediatosi dopo l'agosto 2021 dal secondo governo talebano. L'avrei sicuramente menzionato parlando appunto della situazione, come prospettavo, come uno degli esempi di erosione dei diritti, di cosa è cambiato nella vita del popolo afghano a partire dall'agosto del 2021. Naturalmente sono altri i temi che hanno toccato, le rare volte che sono riusciti a toccare l'opinione pubblica internazionale, sono stati abusi, violazioni di diritti ancora più macroscopiche, più rumorose in qualche modo, però il silenzio che è sceso sull'Afghanistan anche all'interno è abbastanza assordante, se posso. Mi sono occupato recentemente, lo faccio per conto del centro di ricerca con cui collaboro, lo faccio periodicamente, di occuparmi anche di cose culturali, aspetti legati alla storia o alla cultura afghana, e la musica è stato uno dei temi che ho seguito con più costanza nel corso degli anni, e recentemente ho intervistato a distanza musicisti afghani sia all'interno dell'Afghanistan, sia quelli che sono riusciti a fuggire all'indomani della presa di potere talebana in Europa o in America, sia altri che sono riusciti solo a raggiungere il più vicino porto sicuro per continuare a sopravvivere, se non come musicista, insomma full time, almeno in maniera occasionale, quindi il Pakistan o l'Iran. E sono state interviste molto, molto toccanti, perché alcune di queste persone sono stati musicisti per tutta la vita e è la seconda volta che si trovano ad affrontare una situazione in cui non possono esistere come musicisti, come professione, e non possono nemmeno suonare, performare apertamente. Lo fanno ormai, potete immaginare, queste persone di una certa età costrette a, non potendo più ripetere come 20 anni fa un esilio di alcuni anni in Pakistan o in Iran, costrette a suonare nel chiuso delle loro case con le finestre chiuse, le persiane tirate giù, e nelle ore di traffico, quando il rumore esterno copre un po' il suono degli strumenti. Questo è stato sicuramente abbastanza toccante da ascoltare, e con questo contrastava invece la vitalità, non direi noncuranza, ma una sorta di scellerato ottimismo di alcuni ragazzi più giovani che ho intervistato, che si trovano attualmente in America o in Europa, in particolare in Portogallo, dove si è
diciamo, trasferito l'istituto della musica, l'Istituto Nazionale di Musica Afghano, un ente per l'insegnamento della musica, soprattutto mirante a permettere anche a orfani, a persone povere di accedere a una conoscenza musicale completa, e diciamo all'indomani della presa di potere dei talebani si è quasi completamente ritrasferito in Portogallo, e queste persone cresciute, ragazzi di 18 anni, ragazzi e ragazze di 18-20 anni, cresciuti in una società benché alquanto imperfetta, come sanno tutti quelli che si sono trovati a vivere sotto la Repubblica Islamica, cioè sotto il governo diciamo ricostruito dopo il 2001 con il supporto della comunità internazionale, benché fosse un governo e una società attraversata da enormi problematiche politiche, sociali, economiche, però parlare con persone cresciute senza una memoria storica dei talebani, di quello che erano stato, e vedere come per loro è completamente impensabile che questo sia la fine di tutto, come per loro sono assolutamente adamantini nel immaginare la propria esistenza come una continuazione di quello che è stato fino adesso una carriera nella musica, il preservare le tradizioni musicali dell'Afghanistan. Ho notato questo contrasto stridente e al tempo stesso incoraggiante tra le persone per le quali questa è la fine, una fine abbastanza in calare di un'esistenza, e non è solo un aspetto anagrafico, anche per persone di 40-50 anni la possibilità di una futura carriera musicale in questo momento è svanita, è sfumata dalla mattina alla sera, e persone invece per le quali questo è un incidente di percorso che non scalfisce la loro incrollabile fede in quello che è la loro passione, il loro futuro e il valore della musica come un elemento trasversale. Questo volevo come piccolo appunto biografico recente. Naturalmente ci sono ben altri problemi che rendono tutto questo quasi una nota a margine, ma immagino che li affronteremo mano a mano. A me non interessa molto questa sera fare discorsi di geopolitica, per una ragione molto semplice, perché penso, come ho detto prima in altro modo, che l'esperienza di Cairo sia soprattutto esperienza di una umanità straordinaria e soprattutto ignota e ignorata. E quindi su questo punto, anche se non si voleva mettere al centro, deve stare al centro, perché lui ha proprio una storia che altri non hanno, che non ci sono altri che ce l'hanno, però ce n'è una che assomiglia in qualche modo alla sua, anche se parliamo di un settore molto diverso. Vi ho chiesto prima se vuole parlare di Nancy Dupré, che lui ha ben conosciuto e che anche mi risulta gli avesse fatto una proposta a suo tempo. No. Sì, ma questa è stata una figura veramente... No. Nancy Dupré era una persona straordinaria, una signora americana arrivata in Afghanistan negli anni 60 e si è dedicata quasi fin da subito alla raccolta di tutto il materiale, documenti, libri, testi, fotografie dell'Afghanistan. Si rendeva perfettamente conto che l'Afghanistan stava crollando, stava sparendo, ora non poteva immaginare quanto sarebbe scomparso, quanto sarebbe stato distrutto, però ha cominciato a raccogliere tutte queste cose e ha fatto, prima di tutto ha fatto una guida turistica che molto bella, in cui proprio diceva: se volete andare a visitare quel posto, prendete la macchina, fate 5 chilometri, girate a sinistra, cioè dettagliatissimo, spiegando esattamente cosa avrebbero trovato. Molto precisa, documentato. E questo libro, che esiste ancora, purtroppo ormai è la lista delle cose che non esistono più. È molto triste, però almeno uno ci lavora con la nostalgia, e questa signora ha lavorato per tanto tempo, prima in Pakistan, quando si è resa conto che la situazione
era quella che era, ha cominciato a portare via tutto il materiale a Peshawar in Pakistan, l'ha raccolto, catalogato, poi quando nel 2001 il regime talibano, il primo regime talibano è caduto, ha rispostato progressivamente tutto il materiale. E questa donna ha fatto un lavoro straordinario, perché molti afghani riconoscevano perfettamente che questa signora straniera aveva fatto un lavoro assolutamente che nessun afghano aveva fatto. Naturalmente aveva dei collaboratori afghani, ma ha fatto un lavoro veramente meraviglioso. Alcune di loro la chiamavano proprio mamma nel senso di madre del paese. Ed era una cosa che mi aveva molto colpito, perché una signora piccolina, con una voce stridente, e mi ricordo che ci si incontrava spesso e la proposta di matrimonio era una battuta, per carità, ecco, una persona straordinaria, una persona quando è mancata nel 2000, mi pare nel 2017, è stato un lutto, perché una persona che veramente spende la propria vita in questa maniera per cercare di mettere insieme i pezzi di storia. Un paese, una civiltà senza storia, senza la propria storia, muore. Ecco, lei ha cercato di metterla insieme, l'ha messa insieme, il materiale che ha raccolto esiste. Spero che adesso con questo regime non venga, non dico distrutto, ma non venga abbandonato di nuovo. Sarebbe veramente un peccato, perché una volta recuperarlo una seconda volta credo che sarebbe molto difficile. Quindi Nancy Dupré è stata un personaggio meraviglioso. Sì, questo mi fa dire che tra l'altro l'Afghanistan ha delle ricchezze archeologiche strepitose, per cui gli italiani, i francesi, i giapponesi, tutti si sono, mi verrebbe da dire, come avventati, ma non per rapinare, ma per golosità, il minareto di Jam, veramente una cosa. Ma in questo discorso che volutamente voglio condurre fuori dagli schemi, come dire, appunto della geopolitica, ma andare un po' a guardare questo popolo e la sua storia. Per esempio, una delle grandi scoperte archeologiche è stata quella di Tela Tapa. L'archeologo era un russo e in questa scoperta gigantesca, che poi adesso non ricordo, ma quanti gioielli monili di epoca antichissima trovò, e poi c'è un volume straordinario, curatissimo, stampato a San Pietroburgo. Insomma, tutti hanno messo le mani attorno a questa ricchezza. Anche i Mujahideen, che erano i precursori dei talebani, non così, diciamo, fissati sulla religione, ma più che altro presentati come combattenti della libertà e con l'etichetta anti-russi. Bene, questi per esempio a Jalalabad, dove c'è un sito archeologico importante, si rifugiavano lì perché pensavano che diciamo, queste ricchezze avrebbero trattenuto gli assalitori stranieri dal distruggerle completamente, e quindi insomma ognuno ha fatto l'uso che ha creduto più opportuno, conveniente o semplicemente giusto, o qualcuno anche proprio per nobiltà. Ma tutti, e ci sono storie anche di altre figure che io ho conosciuto, come Meis Schinasi, che ha raccolto delle testimonianze incredibili, per esempio di un libraio che ha messo in salvo roba preziosissima. Di lui esiste la foto, sono state scritte storie su di lui, anch'io le ho scritte. Questo era analfabeta e ha salvato opere
afghane che venivano stampate a Kabul in un periodo particolarmente di ambizione culturale per quel paese. Ve ne dico una, ai primi del Novecento, c'è la foto, partì da Kabul un'automobile scoperta, guidata da un uomo, piena di ragazze che andavano a studiare al liceo ad Istanbul, tutte senza velo, e la macchina era scoperta. Andavano a Peshawar dove ci sarebbe stato un aereo che l'avrebbe portata fin là. E c'è un monumento a Kabul che si chiama la Torre della Vergogna, quello quando vengono mandati i soldati per difendere le scuole femminili. Sì, ne ho sentito parlare, ma onestamente non la conosco. No, ecco. No, io l'ho anche vista, insomma è abbastanza in ordine così. Furono mandati i soldati, era il 1920, qualcosa del genere, per difendere le scuole femminili dai mullah oltranzisti che le volevano chiudere. Allora c'era il re, poi c'è stata la Repubblica Comunista, poi, cioè, vedete che è una storia veramente attorcigliata. Allora non so se il silenzio alla fine dell'Occidente è una specie di vendetta o una prova di incomprensione alla fine. E volevo chiedere un'altra cosa proprio su questa, come dire, anima afghana, ma la vicenda dell'uomo che era diventato quasi una parte dell'arredamento stradale. No, bisogna fare perché se non lo saccheggiamo stasera, Cairo, prima che lo becchiate. Un discorso più generale, la disabilità in Afghanistan. Allora, ci sono tantissimi disabili in Afghanistan. Non pensate che la maggior parte siano vittime dirette della guerra. Sì, ci sono tante vittime di mine, tantissime, però la maggior parte sono persone con disabilità dovute alla poliomielite. La situazione è meglio adesso, le vaccinazioni funzionavano perlomeno, si vedrà cosa succederà nei prossimi anni. Ci sono tanti incidenti stradali, tantissimi bambini, come menzionavo prima, con la paralisi cerebrale, quindi bambini con una sofferenza cerebrale, in genere dovuto a problemi alla nascita. Il parto non ha potuto avvenire in maniera normale, facile, il bambino non respira, mancanza di ossigeno, danno al cervello permanente. Ce ne sono tantissimi, dovuto a tanti fattori. Fattori proprio i bambini sono tanti, ne fanno tanti, le donne non sono seguite come dovrebbero. Qui immagino quando una donna è incinta viene seguita dal ginecologo fino alla nascita. Là no, nelle città sì, alcune, le persone più abbienti, le persone più istruite lo fanno, ma le altre, specialmente se vivono nelle campagne, è molto difficile. Io ricordo degli episodi, adesso vado un po' veloce se no porto via il tempo a tutti. La situazione delle donne è molto difficile. Ricordo un esempio di una donna che venne da noi a chiedere aiuto. Era una signora senza una gamba, chiedeva aiuto, voleva lavoro, aveva problemi, il marito era disoccupato e credo avesse dei problemi mentali e quindi ci chiese lavoro e in quel momento non ne avevo. L'unica cosa che potevo offrirle, oltretutto questa signora non era istruita, era analfabeta, non aveva un mestiere, quindi l'unica cosa che potemmo offrirle allora fu il lavoro di pulizie, ma neanche tutti i giorni, soltanto 2 giorni alla settimana, nei giorni di riposo delle altre, e quando c'era qualche assenza. Quindi questa accettò di buon grado, ben contenta, salario molto piccolo però, quindi lavorava una media di 3-4 giorni alla settimana. E un giorno le fisioterapiste vengono a dirmi: guarda che Anissa non sta bene ma non vuole andare a casa. Capimmo, se fosse andata a casa non avrebbe lavorato, non sarebbe stata pagata. Quindi
dicemmo, sentite, ditegli di andare a casa, non fa niente, starà 2, 3, 4, 5 giorni, quando sta meglio torna, la paghiamo in ogni caso. E questa accettò, erano le 11 di mattina. All'1:30 di pomeriggio mi vengono a dire Anissà ha partorito. Allora, quindi capite, ecco, una donna in queste condizioni avrebbe potuto partorire per strada, avrebbe potuto partorire, quindi il numero di bambini a rischio natale, quando nascono, che possa loro succedere qualcosa è molto alto. Quindi, chiusa la parentesi, i disabili sono tanti. L'Afghanistan, per fortuna, non rigetta, non accetta la disabilità. Non è una cosa come vista una maledizione divina, per cui il bambino, la persona disabile deve essere nascosta. No, questo no. Però non viene loro offerta la possibilità di ricominciare una vita. Si dà loro pietà, compassione, ma non diritti. Si sta provando, con il regime precedente stavamo facendo qualcosa, adesso è molto diverso, bisogna ricominciare da capo. E ricordo c'era un signore che disperatamente voleva lavorare, senza 2 gambe. Voleva lavorare, ma è andato a chiedere a tutti, datemi un lavoro, qualsiasi lavoro, gratuitamente, sono disposto pur di poter fare qualcosa, non sentirmi così inutile. Per 4 anni non ha trovato niente, l'unica cosa che è riuscito a fare è comprarsi una sedia, sembra una cosa ridicola, ma comprarsi una sedia che piazzava davanti alla propria porta di casa e stava lì, guardando il mondo che gli passava davanti. Ed è diventata una persona così, uno spettacolo così comune, questa persona, che alla fine descrivevano la strada dicendo non è la prima strada, non è la seconda, è la terza, quella del disabile. Quindi era diventato un segnale stradale. Ecco, questa è una cosa che mi aveva spinto allora veramente a cercare di fare qualcosa, non io solo, e non pensate che io faccia tutto da solo, siamo un team, siamo una squadra, per poter convincere la gente che se sei una persona disabile non sei finito. No, è certo, sei in una situazione di disagio, però non è finito, devi andare avanti, E quindi questo è stato un grosso lavoro che abbiamo cercato di fare e in qualche caso siamo riusciti. Il fatto che adesso tutti i nostri 7 centri di riabilitazione siano gestiti da persone disabili, questo fa loro capire, fa capire al mondo che si può. Ecco, questa è una cosa di cui sono contento. Se mi chiedessero il programma, come definire il nostro programma, è un programma di persone disabili che lavorano per le persone disabili. Quindi questa è la cosa che spero rimanga in futuro, perché è la soluzione. Se fai partecipe la gente, soprattutto quelli direttamente interessati, li fai partecipi del programma, del progetto decisionale, dell'attuazione pratica, e ottieni dei risultati. Quindi questo signore che era per vostra informazione, questo signore che è stato per 4 anni un segnale stradale, adesso è il direttore di uno dei nostri centri di riabilitazione. Quindi è stato un successo. Ma non crediate che stiamo risolvendo tutti i problemi del Paese, assolutamente no. Vorrei dire che sì, no, rimane sempre una piccola porzione, semplicemente. Lavoro da fare ce n'è tanto. Per la riabilitazione fisica andiamo avanti bene. Il reinserimento sociale è difficile, ma è difficile anche qua, è difficile dappertutto. Però, e non è che solo perché l'Afghanistan è un paese un poco disgraziato, uno debba tollerare di più tutto questo, no, bisogna lottare anche lì, fin da subito, e non mollare, perché sennò ogni volta che molli vai indietro di un bel pezzo. Su questa incapacità, diciamo, almeno nel caso di quel paese, veramente di avere un approccio utile e non voglio dire di rapina, ma comunque
utilizzo per un certo periodo come hanno fatto tutti. Ho dimenticato prima una precisazione quando parlavo degli eserciti stranieri che hanno scaricato sbrigativamente i loro collaboratori. Anche l'Italia fa parte di questo gruppetto, perché sono un po' di settimane che io sto girando attorno tra Ministero della Difesa e palazzi più importanti a Roma per capire qual è il numero esatto di quei collaboratori dell'esercito italiano che da almeno un anno, ma mi risulta anche dal dicembre del 21, ai quali era stato promesso voi avete la priorità qua e là, non sono ancora arrivati in Italia. Vi lascio immaginare in che limbo uno uscito dal paese clandestinamente, entrato illegalmente negli amichevoli paesi confinanti tipo Pakistan o Iran e stia lì rimbalzato dai vari ministeri romani che dicono no, ma prima deve, come che quello fosse lì a Velletri, no? Fosse illegalmente in un altro. Ma su questo approccio, diciamo così, parziale per quanto riguarda i collaboratori dell'esercito, ma più generale, c'è una cosa che secondo me mostra molto bene questa incapacità di trattare con quel paese, o se volete, facciamola ancora più complicata, con i guai che perennemente ha quel paese. Va bene? E la domanda è per Foschini. Allora, è stato celebrato un accordo fatto all'epoca di Trump che si chiama Accordo di Doha. Non voglio stare qua sui dettagli, ma dico solo una cosa. Voi pensate che un accordo creato, come adesso riassumo, potesse mai funzionare e quindi impedire l'arrivo e la vittoria dei talebani? Allora l'accordo era questo. Veniva intanto, come dire, discusso in Qatar. C'era una delegazione molto numerosa dei talebani, piuttosto anche, come dire, umorali e scorbutici nei loro comportamenti, e gli americani. Ma gli americani in quel periodo, oltre a volere, poteva essere una prospettiva, come dire, legittima o anche intelligente, fare pace o trovare un accordo con questi talebani. Gli americani nello stesso tempo sostenevano il governo di Kabul. In quel negoziato, che poi si riassume in 4 paginette scarse, adesso vado a memoria, ma mi pare che ci sia scritto 16 volte, ma 16 non sono sicuro, forse il numero è più alto, comunque 16, meno di 16 no. C'era scritto continuamente, come si dice, la parte X e la parte Z sono d'accordo per, e c'era scritto la parte che chiameremo talebana, virgola, e che gli Stati Uniti non riconoscono, virgola, e avanti per l'accordo. Questo ripetuto ogni 4 righe. Ma nello stesso tempo il governo a Kabul, tenuto in piedi dagli occidentali e soprattutto dagli americani, che stavano lì dal 2001 e erano passati circa 20 anni, non faceva parte di questa trattativa e nemmeno del testo finale, cioè i talebani dovevano arrivare in base a questo accordo a governare insieme a qualcuno che stava già al potere ma che non veniva mai nominato. Ma vi pare una cosa che può portare qualcosa di, non dico di saggio, ma di decente
Sentiamo Foschini cosa dice su questa corbelleria diplomatica. No, ma mi sembra che il riassunto sia perfettamente calzante. Il duplice negoziato avvenuto in Qatar a Doha, appunto, tra il 2019 e i primi mesi del 2021, poco prima della caduta di Kabul, gli americani hanno richiesto, come prova di impegno verso la pace, verso una soluzione non militare del conflitto, che i talebani cominciassero perlomeno una serie di incontri, un negoziato di pace con il governo afghano. Ma questo non ha portato da nessuna parte e si è arenato definitivamente poche settimane prima che i talebani lanciassero nella primavera del 2021 l'offensiva finale, diciamo, contro il governo di Kabul. Però è servito a qualcosa. Il negoziato che ha portato agli accordi di Doha del febbraio 2020, quindi tra i talebani e i diplomatici americani, è servito ai talebani per capire quali erano le poche cose che ancora interessavano la NATO, gli americani e, diciamo, i loro alleati riguardo all'Afghanistan, e che gli americani erano più che disposti a sganciarsi dal governo che fino allora avevano sostenuto e che non sarebbero tornati indietro una volta che avessero sganciato il loro alleato. E è servito ai talebani a capire che le cose che potevano interessare da un punto di vista strategico di lunga durata erano fondamentalmente la lotta al terrorismo, a altri gruppi considerati più pericolosi perché, diciamo, esponenti di un jihadismo transnazionale che mirava a colpire interessi all'estero e non in Afghanistan, interessi occidentali all'estero, la lotta al narcotraffico e sì, un impegno dei talebani, la dimostrazione della volontà di cercare di arrivare a un compromesso con il governo afghano. Questo compromesso non si è concretizzato e un'altra lezione che secondo me i talebani hanno tratto da questa farsa di negoziato, quello fra loro e un governo che non volevano nemmeno venisse nominato e che non lo riconoscevano in nessun modo, una lezione che i talebani ne hanno tratto e a cui secondo me assistiamo in parte oggi, proprio in questi giorni, lunedì e ieri, fino ad oggi si sono incontrati a Doha di nuovo i principali attori internazionali sotto egida delle Nazioni Unite, donatori dell'Afghanistan con un ruolo politico ed economico e umanitario nel paese, di cui l'Italia non ha fatto parte incidentalmente, ma in questa conferenza di nuovo i talebani non sono stati invitati, ma questa conferenza è stata, quella attuale, è stata resa necessaria da un'escalation da parte dei talebani di misure repressive nei confronti della possibilità per le donne di lavorare. Sappiamo, non l'abbiamo menzionato esplicitamente, ma una delle poche cose, diciamo, di pubblica conoscenza è il ritorno in Afghanistan a una segregazione e una discriminazione nei confronti delle donne, delle quali costituisce una parte importante il divieto di lavorare al di fuori delle mura domestiche. Divieto che inizialmente non comprendeva le donne che lavoravano per organizzazioni non governative, ONG, ma che da dicembre dell'anno scorso è stato esteso a loro e che recentemente è stato esteso addirittura alle Nazioni Unite, quindi alle impiegate delle Nazioni Unite. Da qui l'improvvisa necessità delle Nazioni Unite di mostrare un po' di decisionismo, azione, essere in grado di coordinare un'azione condivisa sull'Afghanistan. Questa escalation dei talebani, questo loro giocare costantemente al rialzo, secondo me è una conseguenza, in parte, non solo dell'ideologia del movimento, ma anche della lezione che hanno tratto dal negoziato completamente farsesco che per alcuni mesi hanno portato avanti con il governo afghano di allora, con il governo repubblicano, la Repubblica Islamica, in cui ogni volta che si arrivava a uno scoglio, che poteva essere su questioni di principio, su questioni politiche, i talebani non erano disposti a un compromesso. E questo è uno dei limiti e uno degli ostacoli principali di qualunque azione politica. Mi dispiace arrivare a parlare di geopolitica, ma è necessario per parlare anche della catastrofe umanitaria in atto. La comunità internazionale, che ancora
in maniera molto ridotta, in maniera molto marginale, si occupa di Afghanistan è cosciente della gravità della situazione, del fatto che l'economia afghana non si è mai più ripresa dal 2021, del fatto che la crisi sanitaria alimentare tocca ormai, la povertà tocca oltre il 95% della popolazione, vive sotto la soglia di povertà, e non voglio stare qua a sparare numeri, ma l'insufficienza alimentare, la mancanza di nutrizione è una delle principali cause di morte in concomitanza con altre malattie importanti come pneumonia o altri problemi di mortalità infantile che sta tornando a livelli da anni 90, e che le riserve economiche di possibilità di utilizzare i risparmi accumulati, vendere le proprietà rimaste, indebitarsi delle popolazioni è sull'orlo di esaurirsi. Quindi la comunità internazionale è disposta a intervenire, se non altro per evitare che il dossier Afghanistan, una tragedia umanitaria, torni di nuovo come un fantasma a bussare alla porta e a mostrare all'opinione pubblica del mondo quello che è stato un importante fallimento delle politiche internazionali. Al tempo stesso si scontra con un governo, quello talebano, che forte di una vittoria militare non è disposto a scendere a nessun compromesso e, messo alle strette, gioca al rialzo, perché fino adesso questa è stata una squadra vincente per i talebani. Quindi mi sono riagganciato rapidamente anche per il tema che avevi introdotto prima della passata, diciamo, libertà per le donne all'educazione, la prima macchina fatidica che partì per portare al liceo di Istanbul le prime studentesse internazionali afghane. È un tema che è inevitabile trattare, anche se è uno dei pochi che riesce a rompere il silenzio che è calato sull'Afghanistan. Non se ne parlerà mai abbastanza. Vorrei, se non altro, metterlo in mostra da un altro aspetto, fare luce su un altro aspetto che spesso cade in ombra di questa discriminazione, di questa segregazione delle donne sotto il regime talebano. È la eliminazione delle donne come persone giuridiche, come il togliere alle donne qualsiasi responsabilità, qualsiasi ruolo, demandare agli uomini responsabili di loro, i cosiddetti maharam, i parenti di sesso maschile più stretti, marito, padre, fratello, la responsabilità, il compito di controllarle, reprimerle, punirle, è fondamentalmente un cercare di rendere complice di questa politica segregazionista l'intera popolazione maschile del paese e trasformare questa politica, che è una politica, non è una tradizione, è una scelta politica ideologica precisa, trasformarla in una prassi. C'è un episodio che io ricordo degli anni passati, non so, 15 anni fa più o meno, perché c'è anche questa, a parte queste cose sgangherate veramente, perché un accordo come quello lì, speriamo che nessuno tratti la vicenda ucraina, venga estratto da quel team di negoziatori, perché sennò ci sarà altro che un crollo immediato e la guerra veramente che esplode in tutti i sensi. Ma una quindicina di anni fa, in un momento in cui c'erano le truppe straniere, mi pare fosse un italiano, nella zona di Bamiyan dove sono stati distrutti i Buddha, ricordiamo sempre la parte diciamo integralista di quel mondo islamico, c'è uno che si mette in testa di insegnare alle afghane, ormai in una fase di recupero di democrazia, libertà, autonomia, così, di insegnare a sciare. E subito sorge il quesito: ma come si fa con il velo? Allora il mullah locale consultato qua. Ecco, io mi dico, ma come era successo anni prima con quegli sciagurati che con i talebani al governo nel periodo 96-2001 diffondevano le Bibbie. Cioè, che cosa si pensavano? Veramente quello che io
mi porta a essere affezionato a quel paese, ma quanti incompetenti sono arrivati lì e simbolicamente cancellavano quello che c'era scritto sulla lavagna. Adesso vi spiego io cosa dovete fare. Ma perché devi distribuire le Bibbie, e tantissime anche, perché poi le sequestrarono e si vede che erano tantissime, per il paese, e sai che questi sono degli integralisti irrecuperabili. E quello invece più benevolo e più illuminato che vuole insegnare a sciare e non sa che ci sarà subito uno che dice no, ma il velo come si fa a sistemarlo? Ecco, queste fanno parte di quell'approccio che non a caso io insisto su questo accordo di Doha, che dovrebbero distribuirlo nelle scuole anche occidentali, tanto so 4 paginette, tanto è in inglese perché nelle altre lingue nelle scuole non sanno tradurre, e fanno un po' di esercizio e vedono che roba viene prodotto. Queste sono cose che non servono a niente, non servono a un paese. Mentre, e ci avviamo perché qua abbiamo un orologio che mi fa vedere bene in grande il tempo, lo sport che invece fanno i riabilitati da Cairo, perché lui oggi, intanto io personalmente, poi quelli vicino e lontano diranno le loro parole, ma io personalmente, che lo conosco da così tanti anni, gli sono veramente grato per aver ritagliato questa sfacchinata mentre era in Italia, perché domani mattina tutti e due alle 6 ci alziamo e ripartiamo, quindi è proprio personalmente un regalo, credo, che abbia fatto di questa sua esperienza così. Ma quando ho visto, anche questa una, dei fotogrammi che mi legano, insomma, ulteriormente, vidi i primi suoi atleti che si allenavano con la sedia a rotelle in un'area che aveva un muretto di cemento alto così, però spesso. Ma questi si scagliavano con un impeto che veramente io pensavo. E poi Cairo mi spiegò, quando gli chiesi come vanno gli atleti, disse abbiamo dovuto imbottirli di gomma piuma perché si facevano un mucchio di danni e si ferivano così. Adesso lui, dopodomani, parte per la Thailandia per accompagnare questa squadra che si batte a livello internazionale. Dirà lui qualche cosa, ma io vorrei aggiungere con una cosa quasi poetica, perché mi ha raccontato che ci sono anche delle squadrette di bambini sempre malconci dal punto di vista della salute, che però imparano e scoprono che possono correre così. Mi ha raccontato che praticamente campetti uno vicino all'altro così giocano a calcio anche 150 bambini contemporaneamente. Allora, tra quello che vuole insegnare alle donne nella provincia di Bamiyan a sciare, che insomma qualche altra priorità, magari anche quelle ragazze o signore potrebbero averle, e questi qua c'è un abisso proprio di attenzione, non è che le NGO siano tutte, come dire, destinate al bene. Sì, credono anche di farlo, ma c'è quello che produce dei risultati e quello che produce invece ostacoli. Ci racconta di questi piccoli calciatori? Sì, allora, lo sport, siamo arrivati allo sport come ultima tappa dei programmi. Confesso che per un po' di tempo mi chiedevano: fate qualcosa per il nostro tempo libero, e io ero un po' reticente, un po' restio, perché dicevo, ma no, lo sport in un posto come l'Afghanistan non è veramente una priorità. E sbagliavo, quindi dissento un pochino da queste donne che sciavano, perché non c'è mai se si aspetta il tempo opportuno non arriva mai. Quindi è difficile trovare il momento giusto, però
Quindi abbiamo cominciato con lo sport. Io mi sono opposto all'inizio dicendo no, non è necessario, e poi invece mi hanno praticamente conquistato. Abbiamo cominciato con la pallacanestro in carrozzina e dopo 3 settimane ero il più fanatico dei giocatori, qualche volta giocavo pure io, però soprattutto li sopportavo perché lo sport è la combinazione perfetta di riabilitazione fisica, reinserimento sociale, divertimento. Tutti hanno diritto al divertimento, maschi, femmine, disabili, non disabili, tutti. Perché negarlo? E quindi abbiamo cominciato prima, mi ricordo che abbiamo detto ma le ragazze non saranno interessate, abbiamo cominciato le iscrizioni dei maschi, nel giro di 2 settimane ne sono arrivati 400 a richiedere, a firmare di poter partecipare, ma proviamo con le ragazze. Una settimana 185, quindi proprio c'era una voglia e abbiamo continuato. Purtroppo adesso lo sport femminile non è consentito, i talebani lo ritengono inutile, persino pericoloso e soprattutto immorale per le donne. Non faccio commenti. Continuiamo a giocare, le nostre ragazze continuano a giocare, però lo spacciamo come fisioterapia, che è vero in un certo senso, però ufficialmente non possono competere. Quindi andiamo avanti, abbiamo squadre nazionali, come diceva Perizzari, partirò per accompagnarli, ci ritroviamo a Dubai e poi continuiamo perché c'è un torneo molto importante per la qualificazione ai campionati asiatici, quindi dobbiamo assolutamente... Abbiamo buone possibilità di piazzarci, non di vincere ma di piazzarci. E poi abbiamo cominciato con i ragazzini con la paralisi cerebrale, quelli che possono camminare, che possono corricchiare un pochino, non corrono bene ma corricchiano. Calcetto. I risultati sono meravigliosi, a parte il fatto che migliorano l'equilibrio, perché anche se non ondeggiano quando corrono, però corrono e non cadono, e se cadono si rialzano e imparano a cadere e imparano a rialzarsi, cioè è meraviglioso. Ed è un divertimento incredibile, questi bambini messi insieme per la prima volta che non sono mai stati parte di una squadra, e adesso lo sono, e c'è persino chi applaude loro. Immaginate se per voi lo sport è stato semplicemente guardare la televisione e altri giocare, o guardare tristemente, e improvvisamente siete voi i campioni con la vostra divisa, i pantaloncini, li distribuiamo tutte le volte che giocano, a volte non vogliono restituirli perché hanno paura che non glieli diamo più la prossima volta, quindi è tutta una pantomima, ma è divertentissimo e funziona. Io poi mi diverto da morire, dico passo del tempo, quando sparisco non mi vedono, sanno dove trovarmi, sono là che vedo, che gioco, che è bellissimo. Quindi lo sport è proprio una cosa meravigliosa che non può essere negata a nessuno mai. Adesso invito una signora che sta qua davanti, che è scappata da Herat, è andata a Kandahar, da Kandahar ha attraversato una zona desertica, spopolata, e ci racconterà come è uscita dall'Afghanistan, è entrata in un paese che insomma è un po' più o è un po' meno cupo, e come ha fatto il passaggio della frontiera. Prego. Ciao a tutti. Allora, la domanda è semplice. Dopo Lashkar Gah, che è una località
ampiamente e da tempo in mano talebana, anche quando c'erano le truppe occidentali, quel pezzo di strada che l'ha portata fino ad Albany. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام خداوند و سپاسگزاری میکنم از خدا به خاطر که ما را بسیار به طریقی خوب و امن تا به اینجا رساند. ما شروع سفر ما از هرات شد طرف قندهار. بعد از قندهار دوباره به لشکرگاه رفتیم و از لشکرگاه روزهای زیاد را هم پیاده آمدیم و هم به موتر همراه با یک خانم دیگی که 3 طفل داشت با خود با او آمدیم. Foschini, traduciamo. Aspettavo che arrivasse a un punto, ma va bene. Il suo viaggio è iniziato dalla città di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan. Da lì si sono spostati fino a Kandahar, nel sud, per cercare di passare il confine appunto verso l'Iran e il Pakistan, il confine sud-ovest dell'Afghanistan. Da Kandahar sono andate a Lashkargah e da lì hanno viaggiato molto, in parte in macchina, in parte a piedi. E la sua compagna di viaggio era una signora che aveva 3 bambini. بعد از لشکرگاه ما روزهای زیاد را پیاده راه رفتیم و بالاخره به یک منطقه به نام برابچه رسیدیم که واقعا او بسیار یک منطقه خطرناکی بود ولی ما مجبور شدیم که حداقل 2 روز اونجا بمانیم. Dopo la Lashkargah, appunto, in un viaggio fatto in gran parte a piedi attraverso il deserto, sono arrivati a una località sperduta di nome Baramcha ed è un posto molto pericoloso, è una specie di, questo lo so, di località, punto di scambio, punto di transito per contrabbandieri di ogni tipo di merce o di esseri umani e sono state costrette a passare 2 giorni lì. Posso fare una domanda? Perché è partita? اگه هم پاکستان میکنه که چرا شما از افغانستان بر آمدین؟ خب قبل از او من میخوایم کم این را واضح بکنم که ای که چرا ما از افغانستان آمدیم به خاطر از اینکه ما پهلوی از اینکه یک فعال ورزشی بودیم فعال جامعه مدنی در افغانستان بودیم و به خاطر توانمندسازی خانم‌ها در افغانستان کار میکردیم و جرم ما فعالیت برای خانم‌ها بود. La ragione per cui sono partita e ho abbandonato l'Afghanistan, dice, la mia colpa, sottolinea, è stata quella di essere un membro attivo della società civile, di essere una persona impegnata in attività sportive e di essere una persona che si batteva per l'empowerment, non mi viene la traduzione italiana, ma diciamo l'emancipazione e la eguaglianza femminile. فیروزه واحدی کسی بوده که همیشه خواسته در بخش ورزش برای خانم‌ها در افغانستان به خصوص در هرات فعالیت‌های زیاد داشته باشه که در این عرصه دستاوردهایی هم داشتیم که زنای زیاد تانستن که از این رو با ورزش رو بیاورن. Appunto si occupava in particolare di avvicinare le donne allo sport e di far sì che anche le donne potessero partecipare ad attività sportive e hanno ottenuto nella città di Herat importanti risultati al riguardo. Torniamo al pezzetto della frontiera. تشکر. وقتی که ما به برابچه رسیدیم در اونجا شخصی که ما را تا برابچه رسانده بود مجبور شدیم با او 2 روز به برابچه به بسیار یک منطقه مشهور به فروش مواد مخدر که تقریبا میتونم اونجا رو بگم به خاطر از اینکه باردر نزدیک به پاکستان بود و مشهور به این نام هست. Appunto, costrette ad attendere il passaggio del confine in questa località di confine, una specie di base di contrabbandieri, soprattutto di contrabbandieri di narcotici, di narcotrafficanti. بعد از او تانستیم که با لباس‌های متفاوته که اون منطقه مردم بلوچ بودن
و بیشتر مردم بلوچ یک لباس مخصوص خود دارند. با تبدیل لباس و پوشاندن صورت خود تانستیم که در یکی از گروه هایی که طرف پاکستان می آمدن در او از اون مرز رد شویم و بیایم به دالبندی. Dopodiché sono riuscite ad attraversare il confine e a giungere in Pakistan adottando il costume tradizionale delle donne di questa regione, che appartengono, diciamo, alla comunità Baluchi e hanno dei vestiti tradizionali diversi da altre zone dell'Afghanistan, quindi fingendosi delle donne locali trasportate da un gruppo di, appunto, basseur, di trafficanti, sono riuscite ad arrivare alla città di Dalbandin dal lato pakistano. No, dopo cosa è successo? Il punto, diciamo, chiave di questa storia è una donna assieme a un'altra compagna di viaggio e di pene che attraversano una zona desertica, perché oggi abbiamo guardato con Cairo le mappe sia dell'Afghanistan che del Pakistan, una delle località non la troviamo, quindi non è che parliamo di strade principali o così, roba da contrabbandieri. 2 donne passano il confine mentre governano i talebani in Afghanistan, ospitate nei depositi dove si tiene la droga e trasportate coi veicoli dove si trasporta, con i quali si trasporta la droga. Non so se questa sia la sintesi della realtà afghana proprio più cruda, ma comunque le donne che sono all'angolo, senza diritti, così, vengono messe assieme alla merce più pregiata che quel paese in questo momento utilizza per la sua economia. Questa, secondo me, è questo tratto di strada veramente il senso o buona parte del senso della realtà di quel paese oggi. Misalka, voleva aggiungere qualcosa? Sì, no, stiamo anche... Salam alaikum. این سفر تنها به این 2 راهی را که من توضیح کردم به این 2 راه ختم نمیشه. این سفر هست که ما واقعا سختی بی نهایت زیاد را در او تیر کردیم و 7 روز را ما در راه بودیم. 7 روز. و میخوایم این رو بگم که نه تنها ما و خانمی که با همراه ما بود مشکلات زیادی را با 3 طفل تیر کردیم، در کنار از این بیشتری از زنای افغان هستند که همچنین مشکلات را هنوز هم روبرو هستند که یکی از مشکلاتش مثلا براتون بگم که فامیل من هنوز هم در افغانستان مانده و در یک حالت بعده. حتی طفل 6 ساله من 5 ساله بود، حال 6 ساله شده که من تا 2 سال 1.5 سال است که من او را ندیدم. این نوع مشکلات را همگی ما داریم. Volevo aggiungere che non è stato, le difficoltà del viaggio non si sono limitate a queste 2 tratte particolarmente complicate, hanno camminato per 7 giorni ulteriormente per arrivare alla località dove dovevano arrivare e il viaggio intero è stato un susseguirsi di ostacoli infiniti. Oltre a questo, oltre alle difficoltà che lei e la sua compagna di viaggio si sono trovate ad affrontare, che 2 donne si possono trovare ad affrontare in un viaggio del genere, c'è la partenza, il distacco dalla famiglia, dagli affetti, dal paese. Ad esempio ha menzionato il fatto di non vede suo figlio da 1 anno e mezzo ormai, quindi tutto questo si somma alle difficoltà incontrate durante il viaggio vero e proprio, agli ostacoli fisici più concreti. Volevo dire 2 parole, proprio 2. Vi ricordate
il mese di agosto, quella foto di quel gigantesco aereo militare americano e gli uomini afghani che gli corrono dietro come sembrava gente, come dire, dissennata. 2 di questi rimangono attaccati alle lamiere, l'aereo decolla, il pilota, non so, mi ha fatto pensare al pilota che sganciò la bomba a Hiroshima, perché non so se vedesse che c'erano, oppure se gli avessero detto decolla lo stesso e non farti problemi. Comunque, questi 2 poi precipitano. E non so sinceramente per quale ragione, ma mi è entrata nella testa l'idea, la similitudine con Icaro, che aveva preteso di andare troppo vicino a dove non doveva avvicinarsi. E questa è una cosa che per me rimane un simbolo, come dire, nella mia narrazione privata. Ma c'è stata un'altra cosa recentissimamente, quando c'è stato il naufragio di Cutro, che un giorno su uno dei grandi giornali esce questo titolo: richiesta alla Guardia Costiera, non so, 2 punti, un grande titolo, nessuno rispose. E qua mi è venuta in mente un'altra storia, la storia di Ulisse e Polifemo. E allora penso proprio che la vicenda afghana, anche se c'è questa fetta di umanità che Cairo ci ha fatto conoscere così generosamente, secondo me ha proprio il marchio di una antica tragedia greca. Grazie.